Grazie Presidente, Avvocato Repici. Professore, una prima precisazione. Quando lei ricevette queste confidenze dal consigliere Davigo, io non ho capito se le fu detto che già altri consiglieri, lei ha fatto i nomi del dottor Cascini e del dottor Marra, se non ho capito male. Se ben ricordo sì, questi due nomi. Direi che sono assolutissimamente certo di Cascini, sufficientemente certo anche del consigliere Marra. Ripeto, poi ho la difficoltà, adesso so per esempio che anche alla consigliere Pepe è stato riferito, però diciamo, se mi fu detto in quel contesto, l'ho appreso poi successivamente, diventa difficile. Con certezza le posso dire che siccome tra l'altro anche con il consigliere Cascini, che pure lui componente della sezione disciplinare, c'era una certa frequentazione e anche una certa considerazione reciproca, diciamo così, ricordo bene insomma che mi disse che lo aveva detto certamente al consigliere Cascini, ma a me pare di ricordare anche al consigliere Matra, così come ricordo con assoluta certezza questo, che lo aveva detto al presidente Ermini e al procuratore Salvi. Sì, la richiesta di precisazione era sul tempo, cioè se quando le aveva fatto questa confidenza già l'aveva in precedenza fatta al dottor Cascini. Immagino di sì, se mi disse che l'aveva detto, certo, per logica, a meno che non avesse intenzione di dirlo, no. E a me ha detto, però a me disse che l'aveva detto, quindi immagino che temporalmente sia successivo. Altra cosa, nel riferirle il merito della questione, le dichiarazioni di un soggetto su una presunta loggia massonica, in relazione ad alcuni nomi che le vennero fatti, la posizione del dottor Davigo era di convincimento della fondatezza di quelle informazioni, di scetticismo sulla fondatezza di quelle informazioni, era asettico, prese una posizione? Guardi, come le ho detto, ricordo che su una cosa convenimmo, e cioè che la semplice dichiarazione, se non c'è qualche riscontro in qualche modo, ha un valore diciamo molto relativo, insomma, e che quindi fosse necessario effettuare delle indagini al fine eventualmente di individuare dei riscontri. Sicuramente non fu presa sotto gamba, ecco, non fu banalizzata, furono considerate come delle dichiarazioni sulle quali era necessario far luce, ecco, questo. E questo l'ho compreso. Le fece il nome tra gli altri del dottor Ardita, sì, è corretto? Bene. È corretto. A proposito della posizione del dottor Ardita, vista la particolare vicinanza che lei ha descritto in epoca precedente tra il consigliere Davigo e il consigliere Ardita, le manifestò qualcosa a proposito del dottor Ardita, e cioè temo che possano essere veridiche, escludo che possano essere veridiche? Guardi, vale la risposta che le ho dato prima, non ha dimostrato né di credere fideisticamente all'una o all'altra cosa, ma che fosse necessario. Io ricordo, se non ricordo male, disse una cosa di questo genere, ma forse non la prima volta, in un'altra occasione, cioè che vere o false che fossero queste dichiarazioni doveva essere accertato, perché se fossero state vere sarebbe stato certamente seria la cosa, se fossero state false altrettanto, perché naturalmente c'era un calunniatore che non poteva andare in giro tranquillamente a spargere calunnie, anche perché, ripeto, qui immagino che ci si stia concentrando su taluni nomi, immagino che i verbali avrete contezza diciamo, di questi, c'erano tanti altri nomi, diciamo, non era solo la posizione dei componenti del Consiglio Superiore a poter destare preoccupazione, nel senso che se le dichiarazioni fossero state vere, veritiere nel contenuto, c'era una serie di personalità del mondo ecclesiastico, militare, istituzionale che venivano chiamate in causa, quindi certamente questione diciamo di rilievo. Ricorda se in questo discorso il dottor Davigo fece il nome, o lei lesse nei documenti il nome del dottor Tinebra?
Guardi, il nome del dottor Tinebra sì, certamente lo ricordo, quello che non sono in grado di dire con assoluta certezza è se mi sia stato detto la prima volta in qualche occasione successiva e se addirittura sì, credo che mi sia stato fatto, per la verità, il nome di Tinebra, credo di sì. Non ricordo se lo trovai, poi io naturalmente ho cercato di leggere, diciamo, queste qualche decina di pagine erano, che io possa ricordare, cercando soprattutto di individuare nomi in qualche modo a me noti, diciamo così, no? Sì. Chiaramente. Scusi, ma li ha avuti in mano questi? Sì. Sì, quindi li ha sfogliati. Sì, li ho letti. Ho letto, diciamo. Quindi ha letto un po' di nomi, si ricorda altri nomi oltre a quelli che l'hanno colpita? Non vorrei... Guardi, no, aspetti un attimo, non voglio fare la domanda perché non vogliamo diffamare nessuno. Ecco, appunto, Cioè, io non vorrei tra l'altro che l'hanno colpita per incredulità. Ecco, per incredulità. Se si ricorda qualche nome che è proprio al contrario, che lei proprio ha escluso totalmente, che potesse essere... Guardi, io non sono in condizione di escludere nulla, nel senso che molte di queste personalità, tra l'altro, diciamo, mi pare per esempio che si facesse il nome, che so, a parte come dicevo prima di Parolin, della Pomodoro, di Vietti, se non ricordo male anche veniva in qualche modo chiamato in causa Cosimo Ferri, ma tutta gente che io, certo, so chi siano per ragioni istituzionali, ma non conoscevo, ho conosciuto solo nel contesto consiliare. Lo stesso Vietti, per esempio, io l'ho conosciuto in occasione apposta per non, ecco, per carità, di nomi in cui lei ha immediatamente istinto ha avuto un conato di incredulità, ecco, se lo ricorda. Guardi, forse a me colpì anche il segretario di Stato Vaticano, mi sembra una cosa piuttosto curiosa, diciamo così. Perfetto, vada pure avanti. Naturalmente un po' tutti, io non ho, vorrei precisare, chiedo scusa, perché siccome prima mi pare che mi sia stato chiesto anche da lei, se non ricordo male, quali conseguenze nei rapporti personali, ecco, io se avessi immaginato che potessero essere realmente fondate queste dichiarazioni, per esempio con i consiglieri Mancinetti e Ardita, avrei mantenuto distanze che non ho mantenuto. Perfetto. Di Amara, fonte di queste dichiarazioni, nel corso della consigliatura alla quale lei ha partecipato, il Consiglio Superiore si era occupato, che lei sappia? Dunque, occupato, adesso contestualizzare, sicuramente si è occupato, però se lei mi dice si era occupato prima delle dichiarazioni non sono con assoluta certezza in grado di dire, perché vuole fare riferimento evidentemente a una vicenda concreta. Sì, ma siccome mi chiede una collocazione nel tempo, non vorrei, potrei non essere preciso. A proposito di altre vicende magari. Andiamo in generale. Lei ha fatto parte della sezione disciplinare che ha giudicato il dottor Maurizio Musco? Sì, mi pare di sì. Relatore chi era? Forse Mancinetti. E l'esito di quel giudizio disciplinare da voi definito quale fu? Allora, io faccio intanto una premessa. Prego. A differenza dei componenti togati del Consiglio, che quando vengono in sezione disciplinare, semplicemente per ragioni di conoscenze personali, sanno bene di chi si stia parlando, come lo saprei io se facessimo dei procedimenti disciplinari, che so, a dei colleghi universitari, per me sono pezzi di carta. Diciamo, un nome in qualche modo vale l'altro, per cui qualche tempo dopo io non sono neanche più in condizione di ricordare di chi si tratti. Guardo le carte, naturalmente, mi pare che l'esito del procedimento fu tutt'altro che favorevole per l'incolpato, però ecco, se lei adesso La domanda è diretta: se la sentenza estesa dal dottor Mancinetti fu di destituzione dall'ordine giudiziario. Mi pare proprio di sì. In quel procedimento
di rimozione, diciamo precisamente. Esatto. E in quel procedimento disciplinare rilevavano i rapporti fra il dottor Musco e l'avvocato Piero Amara? Mi pare che ci fosse un collegamento, sì. Erano i fatti del precedente caso Siracusa? Sì, mi sembra che ci fosse questo, ma non era soltanto, c'era un collegamento, ma non è che si trattasse, se lei poi vuole, esatto. La rilevanza del nostro processo di... Sì. Adesso mi sembra che stiamo un po' uscendo dal seminato, mi sembra. Non credo per nulla, se no non mi sarebbe No, però permesso di probabilmente noi non sappiamo dove vuole arrivare, quindi facciamo fatica a capire che rilevanza... Traccia anche nei verbali corpo di reato, Presidente. C'è traccia di questa vicenda anche nei verbali sì. corpo di reato. Sì. Ora, e quindi estensore della sentenza il dottor Mancinetti. Se ben ricordo, sì. Bene. Lei lo saprà meglio di me, evidentemente, perché l'avrà controllato. Io, come le ripeto, non sono in condizione, abbiamo fatto centinaia di, purtroppo centinaia di procedimenti. E naturalmente ricordo un po' meglio, ma neanche tanto, quelli di cui sono stato relatore io, ma non sempre, diciamo, perché come le ripeto, per me non sono persone che conosco, certo, alcune vicende ce le ho più presenti, però... Ricorda se il dottor Davigo componeva quella sezione disciplinare? Quella sezione disciplinare che dedicò Musco, mi pare di sì, era componente titolare peraltro della sezione disciplinare e è rimasto fino a che non è andato via. A questo punto la domanda è: quando il dottor Davigo la prima volta le fece questa rivelazione sul nome dell'avvocato Amara e delle dichiarazioni dell'avvocato Amara rese alla Procura di Milano, lei aveva già idea di chi fosse l'avvocato Piero Amara? O era un nome che lei sentiva per la prima volta? Forse non era la prima volta che lo sentivo, anzi probabilmente no, però certamente non mi era noto così come mi è noto adesso. Questo lo diamo per scontato, diciamo, nella logica delle cose, ma non era un nome a lei forse non sconosciuto, inedito. ecco, direi non sconosciuto, ma non certamente con quel rilievo che poi altri fatti hanno. Senta, nella sua percezione del tempo, per quelli che erano gli elementi di sua conoscenza al tempo, i rapporti fra il dottor Ardita e il dottor Tinebra erano stati di adesività di posizioni, di contrasti, lei ne aveva notizia? Ma guardi, io questo, non vivendo, diciamo così, l'esperienza delle correnti... Ripeto, avvocato, non riusciamo a capire che senso abbia questa domanda nel nostro processo. Era proprio sulla verosimiglianza di cui ha chiesto lei. Dico, non vivendo l'esperienza delle correnti, diciamo così, come le ribadisco, ha già risposto su questo, ha detto che lui alla fine non ha ritenuto che fosse una cosa né fondata o non infondata e non ha cambiato minimamente i propri rapporti con gli altri, quindi aveva già risposto. Se il senso della domanda è questo, sì, lo confermo, sì. Aveva già risposto. Senta, le fu chiesto dal dottor Davigo una qualche condotta, un qualche atto, un qualche comportamento relativo alla sua posizione istituzionale? A che cosa fa riferimento? Le chiedo scusa, non quando comprendo. Lei ha ricevuto queste informazioni dal dottor Davigo, le venne richiesto di assumere un qualche... Scusi avvocato se intervengo ancora, con garbo, ma gli ho già fatto la domanda dicendo se aveva colto la finalità. Quindi, secondo me, lui ha detto no, non l'ho colta e quindi, secondo me, ha risposto già anche a questa domanda. O sbaglio? Cioè di assumere iniziative, io mi faccio capire. Cioè lo scopo di questa confidenza, io l'ho chiesto, aveva una finalità. Cioè, no, che cosa serviva? Ovviamente è assolutamente chiaro che nel momento in cui mi si dice che c'è questa ipotesi tutta da verificare, io
come dire, essendo un informato, ovviamente posso tenerne conto, però chiaramente questo significa sai questa circostanza, Sì. dopodiché Quindi ti lei regolerai però di conseguenza. non ne ha tenuto conto, non ha poi tenuto nessun comportamento, No. non ha attivato nessuna sua prerogativa appunto per approfondire questa vicenda. Ma per guardi, riferirla prerogative, a terze non so a quali persone. prerogative faccia riferimento, io ero abbastanza tranquillo per il fatto, vabbè, addirittura mi è stato detto, ne è stato informato il Quirinale e comunque ne è stato informato il procuratore generale, che era l'unico magistrato in servizio, diciamo così, perché gli altri sono fuori ruolo, al Consiglio, quindi l'autorità giudiziaria era a conoscenza Perfetto. del Quindi fatto. lei Dopodiché comunque io ha faccio ricevuto la il confidenza, professore componente laico, che l'ha ricevuta e prerogative, l'ha tenuta per sé. così Questa come è mi è stato la risposta. chiesto. Lei ha fatto riferimento, e le è stata fatta anche domanda, a proposito della opposizione, opponibilità del segreto. Le chiedo, in concreto, in quella vicenda, quando le venne raccontata dal dottor Davigo, c'era stato qualcuno che aveva opposto un segreto e qualcun altro che lo aveva sciolto, e chi eventualmente? Che senso opposto un segreto? Scusi, faccia capire. Allora, faccio una domanda più specifica, Sì. cioè faccio riferimento alla vicenda specifica in modo che vediamo se lui la conosce o non la conosce, perché è troppo generica la domanda. Il dottor Davigo le confida delle circostanze e le fa vedere dei documenti. Sì. Le fu detto che per avere quelle informazioni o per ricevere quei documenti c'era stata opposizione di segreto da parte di qualcuno nei suoi confronti? No, questo no. Mi ricordo che evocò questa circolare, quindi la questione della segretezza e della opponibilità comunque venne fuori, ma non con i dettagli che lei mi sta domandando. Cioè, ovviamente mi disse, tra l'altro, a noi non può essere al Consiglio, mi pare che disse, Quindi a al lui non Consiglio, poteva ecco, essere opponibile, opposto, ha fatto esatto, riferimento personale. il segreto, esatto. Io quale membro del Consiglio non mi si può essere Esatto. opposto. Solo che l'opponibile è un dato così ipotetico. Io chiedo il caso concreto. L'opposto, no, non mi pare di ricordare che mi disse no, mi è stato sollevato, no, mi disse a noi componenti del Consiglio non può essere opposto il segreto. A proposito della decadenza, credo che sia il termine corretto, del dottor Davigo dal Consiglio Superiore della Magistratura, in epoca precedente al voto, anche di mesi precedenti, c'erano state prese di posizione ufficiali anche in relazione a esponenti o correnti, gruppi organizzati della magistratura sul punto, oppure è un tema che fu trattato esclusivamente al Consiglio al momento in cui si andò al voto? Dunque, lei dice al di fuori del Consiglio. Sì, Ricordo che ci furono alcuni articoli, chiamiamoli così, tra virgolette, dottrinali, scientifici, di rivista, ecco, diciamo. Ricorda qualche pubblicazione della rivista Questione? Sì, lo ricordo perché poi li consultai naturalmente per scrivere anche quell'articolo di cui le dicevo, in particolare quello più rilevante, ricordo, fu quello di Nello Rossi. Su quale rivista? Questione Giustizia, mi pare. Era di mesi precedenti al voto che poi si tenne a ottobre? Diciamo piuttosto nell'immediatezza della decisione. Adesso la data precisa dell'articolo non lo ricordo, però ricordo che qualcosa di questo genere fosse il titolo, sta per scoppiare il caso Davigo, sta per uscire il caso Davigo, qualcosa del genere, quindi certamente a ridosso della vicenda. Lei con il dottor Cascini, il dottor Marra, con altre delle persone che le furono indicate a conoscenza di quelle informazioni, ne ha parlato poi? No, mi è stato... Poi, allora, dipende cosa intendiamo per poi. Finché la questione non è diventata nota alla generalità del Consiglio, no.
mi è stato chiesto, diciamo, di mantenere massimo riservo dal consigliere Davigo su queste dichiarazioni, e così ho fatto. Ricordo che successivamente, diversi mesi dopo, credo che fosse intorno alla primavera dell'anno successivo più o meno, e comunque certamente dopo le dichiarazioni del consigliere Di Matteo in plenum, ci fu una riunione informale, diciamo, quasi plenaria, alla quale parteciparono, ora non tutti credo, ma insomma una buona parte dei componenti del Consiglio, che aveva ad oggetto questo tema, a seguito delle dichiarazioni del dottore Di Matteo. E in quella circostanza alcuni consiglieri, anche io, resero noto agli altri di aver ricevuto queste informazioni. Certamente Cascini, Marra, io e non ricordo se qualcun altro, di questi tre sono certo. Lei i verbali, di questo si trattava, comunque i documenti che lei ha avuto in mano, li ha avuti in mano nella stanza, nell'ufficio del dottor Davigo? Sì. E le fu detto quali erano diciamo, le modalità con cui egli custodiva quei documenti? Sì, mi ha detto che li teneva lì, no, le modalità. Se c'erano Ho visto che di particolare riservo? No, questo non me lo disse, francamente se li avesse in una borsa, se li avesse in un armadio, eccetera, questo non mi ha detto dove li custodisse, No, non gli ha detto. però posso dire che insomma per abitudine tutti i componenti del Consiglio, diciamo, non ho mai visto nessuno chiudere a chiave porte tra l'altro ci sono quelli che fanno le pulizie che comunque entrerebbero ovviamente in ogni caso. Sì, ma non c'è una cassaforte da qualche parte. La cassaforte credo che sia la cassaforte del comitato. Ce l'avrà una cassaforte. Sì, credo proprio di sì. Sì. Ma i consiglieri no. No. Vabbè, nessuna altra domanda, Presidente. Benissimo, andiamo poi alla difesa. Grazie Presidente. Avvocato Rebici, buongiorno consigliere. Buongiorno Avvocato. Alcune precisazioni su ciò che ha già raccontato. La richiesta di parere a lei da parte del consigliere Davigo è venuta per il fatto che egli sapeva che lei si era occupato di Piero Amara alla Procura di Roma? Sì, Lei in passato aveva raccolto in sede di interrogatorio dichiarazioni di Piero Amara? non ho mai fatto un interrogatorio io personalmente, ero titolare dell'indagine, ho letto tutti gli interrogatori di Amara, ho partecipato a moltissimi incontri con i suoi difensori, poi ero in campagna elettorale in quel periodo e quindi gli interrogatori poi venivano fatti da Ielo e Fava prevalentemente, però li ho letti tutti e ho discusso con i colleghi titolari e con gli avvocati di Amara più volte, quindi diciamo che conoscevo abbastanza la figura e le sue dichiarazioni. Una prima domanda. Rispetto ai fatti di cui si era occupato lei prima di essere eletto al Consiglio Superiore, i fatti che erano riportati nei verbali che le furono mostrati dal consigliere Davigo erano precedenti o successivi? I fatti contenuti in quei verbali erano precedenti. I verbali mostrati da Davigo? Sì, cioè la Loggia Ungheria sarebbe precedente alle vicende corruttive di cui ci siamo occupati noi. Quando lei ha letto quei verbali c'era una minima traccia di collegamento per poter fare una verifica rispetto a ciò di cui si era occupato lei e ciò che aveva letto lei delle dichiarazioni di Amara rese alla Procura di Roma? Non ho capito benissimo la domanda, Lei ha detto i fatti riferiti nei verbali che chiamiamo sulla Loggia Ungheria Sì, erano precedenti rispetto Sì. ai fatti sui quali ho operato io Sì. insieme a degli altri colleghi. sì, Lei si era occupato
di quelle dichiarazioni di Amara ci ha trovato un qualche collegamento. Qualcuno sì, per esempio la vicenda disciplinare a cui avevo fatto cenno prima, il processo disciplinare aggiustato, era il processo nei confronti del dottor Musco, che era un collega, ex collega di Siracusa, che era stato coinvolto nell'indagine nei confronti di Amara. L'indagine era nostra e di Messina, eravamo in coordinamento investigativo, e Musco era stato coinvolto nell'indagine. Adesso non mi ricordo esattamente le imputazioni che poteva avere Musco, ma diciamo era una persona che faceva favori a Amara nell'impostazione d'accusa, adesso abuso o corruzione, adesso non saprei dirle, ma insomma aveva questo tipo di contestazione, e quindi diciamo il fatto che poi Amara si fosse dato da fare per favorirlo in sede disciplinare poteva stare, come dire, Bene. in piedi rispetto a quella, però credo fosse l'unico, non riesco a vederne molti altri. Lei ha composto la sezione disciplinare in qualche fase del procedimento a carico del dottor Musco? Sì, ero componente della sezione disciplinare che ne ha disposto la rimozione. Bene. Chi era il relatore? Mancinetti. E estensore della sentenza? Ed estensore della sentenza. Questa sentenza e quel giudizio è precedente alle dichiarazioni di Amara sulla ritenuta loggia Ungheria? Sì. In quel procedimento era rilevata la figura di Amara? Nel procedimento? Certo, l'accusa era di abuso per non essersi astenuto in procedimenti che riguardavano la famiglia di Amara, o cui Amara era difensore, e avendo avuto rapporti di affari con Amara, aveva credo comprato un terreno, una cosa del genere, non mi ricordo. La sezione disciplinare in quell'occasione era composta anche dal dottor Davigo? Sì. Quindi anche il dottor Davigo aveva contezza del materiale probatorio di quel giudizio? Sì. Lei però ha detto Amara raccontò di un tentativo, poi spiegherà, di aggiustamento di quel giudizio disciplinare riguardante Musco. Non era quello. Perché... No, non era quello. Ecco. Allora, questo processo nei confronti di Musco è un processo, diciamo, tra virgolette, semplice da disciplinare, perché viene da condanna penale passata in giudicato. Noi siamo investiti del giudizio disciplinare dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per abuso d'ufficio, e quindi era una rimozione obbligatoria, diciamo così, tra virgolette, nel senso ci sono una serie di questioni tecniche, ma possiamo, per quello che interessa qui, sorvolare su questo. Era una rimozione obbligatoria. Negli atti di questa vicenda, in particolare c'era un'ordinanza di sospensione e poi di trasferimento, erano contestati altri episodi di omessa astensione, sempre coinvolgenti rapporti fra Musco e Amara, per la quale c'era stata una sentenza di assoluzione da parte della sezione disciplinare nella composizione del Consiglio 14-18, sentenza di assoluzione annullata dalle sezioni unite della Cassazione su ricorso del procuratore generale, tornata alla sezione disciplinare in altra composizione, ma sempre nella consigliatura 14-18, fu condannato, credo, alla perdita di anzianità, non mi vorrei sbagliare, ma era stato condannato alla perdita di anzianità. Quindi la vicenda disciplinare di cui si parla negli interrogatori di Amara è una vicenda disciplinare chiusa, con, in teoria favorevolmente, nel senso che leggendo la sentenza sarebbe una sentenza, la fase del procedimento in cui sarebbe intervenuta Amara è precedente alla prima assoluzione, perché si parla dei componenti della sezione disciplinare Palamara e Pontecorvo, quelli che poi l'hanno assolto. Però io poi non lo so come è andata, so solo che cronologicamente sta prima di quello. Ma scusi avvocato, senta, ma questa vicenda Musco perché ci interessa? Cioè io continuo a chiedermelo, che rilevanza ha nel nostro processo? Se riesce a spiegarmelo poi riesco a capire anche le domande. La prima l'ha esplicitata il testimone, l'estensore di quella sentenza di rimozione dell'ordine giudiziario Mancinetti. È il dottor Mancinetti. La seconda ci stava arrivando con la successiva domanda a proposito delle indagini
delle quali si occupò anche il dottor Tascini, ha detto in coordinamento con altro ufficio di una procura siciliana. Che a Siracusa? No, la procura di Siracusa, Messina. a parte di non essere distrettuale, non può indagare su propri componenti. Giusto, Ecco. giusto. Il coordinamento delle indagini della procura di Roma, con quale ufficio requirente siciliano furono? Procura di Messina. Il dottor Ardita, all'epoca di questo coordinamento di indagine, dove prestava? Era già a Catania. Lei è sicuro? Non ho mai incontrato Ardita in occasione di queste indagini e secondo me era già a Catania, però... Era già a Catania quando? All'emissione Oddio, della... forse no, aspetti, adesso che ci penso sicuramente no, perché l'indagine inizia in collegamento, il coordinamento investigativo inizia quando c'è ancora reggente Barbaro e continua con De Lucia. Quando De Lucia viene nominato a Messina, io so per certo che De Lucia e Ardita hanno lavorato insieme a Messina, quindi Ardita è stato aggiunto quando c'era De Lucia e quindi l'indagine c'era già, e quindi sicuramente Ardita era aggiunto a Messina all'epoca dell'indagine, però i nostri riferimenti erano Barbaro e i due colleghi, Chiarchetti e la collega, non mi viene il nome. Però scusi avvocato se intervengo ancora, mi perdoni se lo faccio anche un po', però io capisco adesso la logica delle sue domande, vuole dimostrare che le accuse di Amara nei confronti del dottor Ardita erano appunto infondate o dovute a delle logiche fra di loro, ma questo è irrilevante nel nostro processo, che non stiamo noi discutendo se il dottor Ardita fosse o no un componente della loggia massonica, anzi si ricorda all'inizio, ho detto qua non si parla appunto della loggia Ungheria, non è il nostro processo. Va bene, e neanche di Eni Nigeria, eccetera, non si parla perché non è il nostro processo, ma è totalmente irrilevante ai nostri fini di capire se il dottor Ardita fosse o no, se le accuse di Amara fossero o no fondate, perché oggi si discute semplicemente se il dottor Davigo abbia lecitamente o meno divulgato quei verbali. Quindi che fosse il dottor Ardita responsabile, fondate o infondate, per noi non cambia niente. Quindi capisco che attraverso il processo si vuole anche recuperare la reputazione del dottor Ardita, però non è questa proprio la sede più... È collegata alla domanda che ha fatto lei, quindi... Capito? Se no poi ci deviamo... De iure rilevante. Sì, deviamo però a quello che è il percorso nostro, che dovrebbe essere quello. Comunque, noi avvocato abbiamo capito cosa, l'abbiamo capita adesso la vicenda, l'abbiamo compresa, ecco, che c'è questa vicenda dove le dichiarazioni di Amara possono essere state strumentali nell'ottica appunto di quello che era accaduto in precedenza, nei rapporti che c'erano anche fra colleghi evidentemente siciliani. L'abbiamo capito questo. Io direi che su questo tema potremmo anche ormai sorvolare, ecco, nel senso che le dico che l'abbiamo capito, quindi se si tratta di convincerci, le ho già detto che abbiamo capito che c'è una questione un po', diciamo, un po' velenosa che magari si è avuta appunto nella... Presidente, a me interessa la prospettiva dell'imputato, che Sì. il Tribunale abbia capito è una cosa che mi rasserena, ma... Perfetto, rasserena anche noi che ci siamo capiti fra di noi. Ecco, domanda. Lei ha fatto il nome del dottor Tinebra. Sì. Bene. A lei, quando si trovò a parlare con il dottor Davigo di quelle sue confidenze, richieste di consigli, risultava che il dottor Ardita e il dottor Tinebra avessero in tempi lontani avuto una rottura nei loro rapporti? Ne avevo una conoscenza molto vaga, sì, forse sì, ma non... Lei ha fatto riferimento a un primo tsunami, Sì. diciamo, subito dal Consiglio Superiore nel 2019. Fa riferimento, immagino, alla vicenda del dottor Palamara, la riunione... Le dimissioni di con il 5 consiglieri, sì. Bene. Lei si è occupato di quella... Ci furono procedure disciplinari su quella vicenda? Io non me ne sono occupato, ci sono state, io mi sono astenuto. Il dottor Davigo se ne è occupato? Il consigliere Davigo è stato componente del collegio disciplinare che ha giudicato Palamara. E quindi ne aveva contezza. Le risulta se ci fossero intercettazioni in quel fascicolo nelle quali uno dei conversanti riferiva della
guerra che c'era stata fra il dottor Tinebra e il dottor Ardita? Non ne so nulla, non lo so. Ha fatto riferimento a un suo collega della Procura di Roma, titolare anch'egli della indagine su Amara, il dottor Fava. Il Consiglio Superiore della Magistratura era stato investito dal dottor Fava di vicende relative ad Amara? Allora, credo che sia una cosa abbastanza nota, ne hanno parlato tutti i giornali. Il dottor Fava presentò un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura. L'esposto come oggetto aveva la mancata astensione, a suo avviso, la mancata astensione del procuratore Pignatone nel procedimento che riguardava Amara, Centofanti e quant'altri in ragione dei suoi rapporti personali con Centofanti e in ragione di rapporti che, a dire di Fava, avrebbe avuto il fratello di Pignatone con Amara. Questa era l'impostazione di questo e ostacoli esposto. Che le erano conseguiti all'attività di indagine del dottor Fava? No, questo è quello che raccontano i giornali. Dal punto di vista procedimentale, Fava fa questo esposto dopo che io sono già al Consiglio, li so perché sono questioni d'ufficio abbastanza, è rimasto il mio ufficio, quindi me l'hanno raccontato. Fava formula una richiesta di misura cautelare, prepara una richiesta di misura cautelare nei confronti di Amara. Il procuratore aggiunto Sabelli fa delle osservazioni negative, fino a che c'è un'interlocuzione, viene negato il visto su questa richiesta di misura cautelare. Fava rinuncia all'indagine dopo aver il diniego di visto e dopo questo fatto fa l'esposto, nel quale però questo fatto non è assolutamente citato, perché, come voi sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io, le vicende relative al diniego di visto non possono essere oggetto di osservazione da parte del sostituto finché il procedimento non è definito, quindi non possono andare al Consiglio. Quindi Fava fa questo esposto sulla presunta mancata astensione di Pignatone, probabilmente ignorando che Pignatone aveva fatto una dichiarazione di astensione che era stata respinta dal procuratore generale della Corte d'Appello, dopo il diniego del visto, ma non per il diniego del visto. Questo è, mentre invece poi, se leggendo i giornali, uno le sovrappone queste due cose e sembra che lui si sia lamentato al Consiglio del diniego del visto. Non è così. Lei sa se il dottor Ardita e il dottor Davigo ebbero contezza dell'esposto del dottor Fava? Ebbero a parlarne con il dottor Fava? So quello che ho letto dai giornali. No, se lei sa, naturalmente, no. Non da fonte giornalistica, no. Ha saputo, in quanto consigliere, della posizione del dottor Ardita circa il fatto che andava approfondita quella vicenda in seno al Consiglio Superiore? Allora, so per conoscenza indiretta, nel senso che la componente della prima commissione del Consiglio dell'epoca, la dottoressa Dalmoro, mi informò che dopo l'esposto di Fava era stata avanzata una richiesta di audizione di Fava dal relatore Criscuoli, appoggiata da Spina e da Ardita, che lei non si spiegava perché questa pratica era stata aperta dopo il pensionamento di Pignatone. Ormai Pignatone aveva già fatto 70 anni ed era in pensione, quindi lei diceva: non capisco perché cosa vogliono approfondire su un magistrato che non è più nell'ordine giudiziario. Quindi io ho saputo di questo in maniera indiretta dalla consigliera Dalmoro quando è avvenuto. Poi ho letto delle intercettazioni ambientali tra Spina e Palamara in cui si parla di questa cosa qui, dell'esposto di Fava, si fanno dei commenti e si fanno riferimenti anche al consigliere Ardita. Allora, senta avvocato, facciamo così. Adesso abbiamo fatto domande che dal nostro punto di vista esulano dal tema del processo. Possono avere interesse forse in altri procedimenti, ecco, ma non nel nostro. Allora, per evitare altri nostri così
divergenze di opinioni, la inviterei di fare domande legate all'alveo processuale presente. Ecco, perché adesso delle vicende di Fava non ci interessano strettamente, ecco, stiamo parlando di un'altra cosa. Poi sono interessanti, possiamo anche, però insomma, nel processo a questo punto non hanno sede queste questioni. Se mi sbaglio lo chiedo ai pubblici ministeri, se magari noi non conosciamo tutti gli atti che avete fatto, ditemi voi se per voi ha rilevanza. Non ha assolutamente rilevanza, quindi mi conforta anche quello che dice la pubblica accusa. Quindi le chiederei cortesemente di fare domande, ecco, che siano strettamente collegate al processo. Posso? Sì, certo. Grazie. La valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni di Amara ha inciso, per quel che lei sa, nei rapporti fra il dottor Davigo e il dottor Ardita? Se lo sa. Non lo so, Non lo io so che i rapporti fra il consigliere Davigo e il consigliere Ardita erano molto deteriorati da tempo. E io penso che entrambi avevamo lo stesso atteggiamento rispetto a queste dichiarazioni. Sì, l'ha già detto, sì, l'ha spiegato. Presidente, il dottor Cascini è stato sentito dal pubblico ministero di Brescia il 21 giugno del 2021 alle ore 13:20. Sì. Il dottor Cascini è stato sentito dal pubblico ministero di Brescia il 21 giugno del 2021 alle ore 13:20. Gli venne fatta la stessa domanda, la risposta fu questa, la leggo ai sensi dell'articolo 500. L'ufficio mi chiede se e quanto le dichiarazioni di Amara e il giudizio di credibilità formulato su di esse da Davigo abbiano inciso nella rottura dei rapporti con Ardita, e dico che per quanto io ne sappia i fattori scatenanti sono stati questo e la posizione assunta da Ardita in merito alla nomina del procuratore di Roma. Non so dire quale dei due abbia inciso di più, ma certamente un peso rilevante lo hanno avuto entrambi. Sì, oggi ha detto una cosa un pochino diversa. Sì. Forse il riassunto che ne è stato fatto non è proprio corrispondente alla sua opinione. No, nel senso che la rottura fra Davigo e Ardita risale alla vicenda della Procura di Roma del febbraio del 2020. Cioè, io direi che il rapporto fra Ardito e Davigo si incrina dopo l'emersione dei fatti dell'Hotel Champagne in ragione di quelle vicende, e poi arriva sostanzialmente a una rottura. Io penso che, non è che lo sappia di preciso, ma penso che già non si parlavano proprio più da febbraio, quando Ardita decide di non sostenere la candidatura del dottor Prestipino al procuratore di Roma, cosa di cui io sono testimone, che fino a un certo punto, perché me l'ha detto a me, Ardita era un convinto sostenitore della nomina di Prestipino, e a un certo punto ha mutato parere. Questo ne sono testimone, nel senso che l'ha detto a me. Quindi credo che questa fosse la ragione principale del perché Davigo dicesse non mi posso più fidare di lui, sostanzialmente. Ma già c'era stato un precedente procedimento per la nomina del procuratore di Roma che aveva portato a un voto della quinta commissione e all'invio degli atti al plenum? Allora, prima dell'esplosione del caso Champagne, la commissione vota Viola, lo vuoi mi pare, forse anche che no, non mi ricordo, 3 voti per Viola e 1 per lo vuoi, forse fu un voto per Creazzo, non mi ricordo. Comunque la commissione vota, fa questi tre proposte. Scoppia il caso Champagne, a settembre la nuova commissione revoca questa delibera di commissione, inizia la discussione che poi si conclude verso gennaio, credo, o no, forse dicembre, insomma, adesso mi ricordo che a marzo il plenum ha votato, l'ultimo plenum prima del lockdown, abbiamo votato in plenum la nomina di Prestipino. Quando la commissione l'abbia deliberato non lo so, non me lo ricordo, mi ricordo che fra dicembre e gennaio la commissione votò
per Prestipino e Lovoi, Creazzo, questi 3 nominativi. E in quella fase ne parlammo con Davigo, fu questa di sostenere la candidatura di Prestipino fu un'idea di Piercamillo che mi sottopose, e alla fine io aderii a questa impostazione e ripeto, fino a poco tempo prima del plenum era fra noi scontato che anche Ardita la pensasse allo stesso modo di Davigo. Poi Davigo mi comunicò che avevano fatto una riunione e che avevano deciso che gli avevano comunicato che Di Matteo e Ardita non avrebbero votato per Prestipino. Ma fra voi scontato quindi nella interlocuzione fra lei e il dottor Davigo? No, me lo ha detto più volte anche Ardita. Lei ne ha parlato? Sì, io ero vicino di banco di Ardita in consiglio fino a 1 anno e mezzo fa. E le ha detto perché ha cambiato idea. Cosa? Il dottor Ardita le ha detto perché ha cambiato idea. No, gliel'ho chiesto ma non mi ha risposto. Benissimo, ci basta così. Sono logiche del CSM. Sono logiche interne al CSM. Avevate parlato della proposta della precedente pratica in favore del dottor Viola con il Ne voto avevamo del dottor parlato Davigo? e Ardita mi ha sempre detto che lui aveva un'ottima opinione di Viola, lo stimava moltissimo e pensava che fosse la persona più adatta a fare quell'incarico. Questo è sempre stata la Quindi sua non è posizione. stato lui a cambiare posizione? Siccome prima aveva detto di un cambio di posizione, Su Prestipino. aveva No, però ha spiegato, ha detto che Viola poi è venuto fuori dalle intercettazioni dell'Hotel Champagne e benché fosse del tutto estraneo No, la ragione della rottura fra Davigo e non era più Ardita sostenibile. io la lego al mutamento di opinione di Ardita sulla nomina di Prestipino a febbraio del 2020, non su Viola. Sì. Immagino che il fatto che da quelle, però questo lo immagino, nel senso che non abbiamo mai parlato approfonditamente, però il fatto che da quelle intercettazioni emergeva che Ardita aveva, interloquito su questa storia dell'esposto, eccetera, che non coinvolgeva solo Pignatone, perché negli allegati poi, e dalle conversazioni telefoniche si capisce, c'era anche Ielo in mezzo al destinatario dell'esposto di Fava, e Ielo che è molto amico di Piercamillo, oltre ad essere molto amico mio, credo che questo abbia incrinato nella mia ricostruzione dei fatti i rapporti fra Davigo e Ardita che si sono rotti sulla questione Prestipino. Bene, questa è la mia ricostruzione. Ci siamo. Prima ha fatto riferimento al dottore Marra e alla dottoressa Pepe come altri consiglieri che avevano ricevuto quelle informazioni dal dottor Davigo. Sì. Lei lo ha prese per la prima volta dal dottor Davigo o dagli stessi? Come ho detto, credo che Piercamillo mi disse che ne aveva parlato anche con Marra e Pepe, poi probabilmente una volta ne abbiamo parlato anche insieme, c'erano anche loro, c'era solo Marra, solo Pepe, insomma, l'ho saputo. Quindi a lei è capitato di parlarne anche Di parlare con Piercamillo alla loro presenza. Alla presenza o di tutti e due o di uno dei due. Perfetto. Bene. Credo solo alla Pepe, perché forse eravamo ancora in periodo stretto e quindi Ilaria Pepe veniva perché stava a Roma, forse Marra ancora non veniva, ma insomma. Ora c'è una cosa che io non ho capito e le chiedo un chiarimento. Nei verbali si parlava anche di lei, cioè c'era il suo nome, Sì. nei verbali di Amara? Questo che le ho detto, Cioè nella rappresentazione di Amara c'era che l'elezione del Consiglio era stata condizionata anche con la sua nomina. Amara dice, eravamo molto Sì, l'abbiamo preoccupati delle sentito, indagini però nei avvocato, confronti, l'abbiamo cercavamo parlato di prima, toglierci dubbi perché sui dobbiamo ministeri. ripetere sempre tutte le Cascini stesse. lo mandiamo Qual è a la CSM, domanda Ielo nuova? lo denunciamo perché il fratello fa gli incarichi, Ha capito. Pescaroli lo mandiamo a filo e questo. Aspetti, rispondi, domanda non ammessa. Qual è il novum della sua domanda? Non possiamo ripetere le cose che abbiamo già detto prima due volte. Presidente. Qual è il novum, Sì, avvocato? volevo chiedere se il dottor Davigo spiegò al dottor Cascini come mai a lui chiedeva questo parere nonostante il suo nome fosse nei verbali di Amara E
e non avesse... E cosa può rispondere il dottor Cascini? Se a lui è stato detto qualcosa, se è stato spiegato come mai, La- a te lo chiedo... ma deve chiedere perché non ci credo. l'interpretazione autentica al dottor No, Davigo, io voglio ma sapere- può chiederla al dottor Cascini. Io voglio scusi, sapere questa dal dottor cosa. Cascini cosa gli venne detto. Non si tirerà indietro. No, aspetti, no, fermi tutti, lo chiederà. Ho usato il futuro. Quindi? No, se devo rispondere. Eh? Non ero indicato come componente della loggia, ero indicato al più come destinatario di un'azione della loggia, come nemico della loggia, e quindi forse non ero uno al quale non si potevano far leggere i verbali. Certo. Se invece una persona è indicata come componente della loggia, anche se è mio amico, come era Mancinetti, ovviamente non gli dico nulla, Certo. perché non lo so. Era fatta un'elezione per far piacere alla loggia, lui cosa c'entra a questo punto? Diciamo è un beneficiario indiretto poi alla fine. Sì, ero avvantaggiato indirettamente dalla loggia, ma non in quanto aderente alla È loggia. stato quindi beneficiario finale, a sua insaputa, ci tengo a ribadire che non è vero, però questo per la mia... Senta, in quei verbali di dichiarazioni che le furono mostrati, anzi facciamo così, la prima volta in cui il dottor Davigo le parlò di queste rivelazioni dell'avvocato Amara, le fece riferimento a consiglieri di Stato, a magistrati amministrativi? Domanda non ammessa, avvocato, cosa ci interessa adesso il magistrato amministrativo? Non mi fece comunque... Cioè, scusi, avvocato, qui non stiamo facendo il processo alla loggia Ungheria, mi sembra sia stato richiesto l'archiviazione a Perugia. Non è che dobbiamo farlo qui adesso noi, la loggia Ungheria, capito? Il problema del magistrato, del Consiglio di Stato, è un problema che non riguarda il nostro processo. No, Presidente. Mi spiacerebbe anche citarlo, anche visto insomma, che No, insomma, adesso, siccome non si sa che se le cose sono vere o false, noi comunque divulghiamo. Ma infatti, Presidente, Possiamo io- divulgare informazioni che possono essere anche scorrette su persone coinvolte da Amara, no, Presidente, però... in dichiarazioni che oggi sono state Presidente, considerate non È attendibili. interesse di questa difesa dimostrare a conferma dell'elemento soggettivo dell'imputato nel commettere il reato Sì. che la condotta tenuta nei confronti del dottor Ardita è stata diversa rispetto alla condotta tenuta nei confronti di altri soggetti indicati in quei verbali da lui conosciuti, soggetti che ha continuato a frequentare anche Sì. in occasioni... Allora le faccio la domanda diretta. Allora, Le risulta che il dottor Davigo abbia continuato a frequentare personaggi, a detta di Amara, implicati nella loggia Ungheria? Questa è la domanda diretta. Le risulta? No. No. Vuol fare il nome? sì. Chi era in particolare? La Procura della Repubblica di Roma, che lei sappia, si era occupato della posizione del dottor Sergio Santoro in relazione alle dichiarazioni di Piero Amara? Santoro non me lo ricordo, Non se lo secondo me deve essere successivo al mio trasferimento al CSM, perché Bene. non è una figura che mi ricordo. Non mi ricordo di dichiarazioni di Amara che coinvolgano Santoro. E quando le vennero mostrati i verbali si ricorda Di aver letto la- No, scusi, no, aspetta, la domanda è questa. Allora, lei sa chi sono, adesso sappiamo tutti che sono le persone coinvolte in questi verbali. Noi ce l'abbiamo come corpo di reato e conosciamo, va bene. Le risulta che il dottor Davigo abbia frequentato e soprattutto frequentato dopo la conoscenza di questo verbale alcuni di quei personaggi indicati da Mara come componenti della loggia Ungheria? Questa è la domanda, facciamola diretta. Le risulta o non le risulta? Allora, non ho mai avuto notizia di frequentazioni da parte di Davigo con persone coinvolte in quelle indagini, non mi dice nulla il nome di Santoro, non ricordo di averlo letto nei verbali di Amara, non ho mai saputo che Davigo avesse rapporti di frequentazione o altro con questo Santoro. Perfetta. Sono tre sconoscenze una dietro l'altra. Domanda, guardi, precisa risposta, perfetto. Lei è Così, più bravo. vede? No, non è questa di bravura. Consigliere, a proposito del pensionamento, o meglio, della decadenza del dottor Davigo per il compimento del 70° anno di età, sulla quale le ha fatto le domande d'ufficio il Presidente, le chiedo se in precedenza rispetto al voto del Consiglio Superiore si erano sollevate perplessità o anzi pareri fortemente contrari
in sede di magistratura associata e in sede di pubblicazioni di correnti della magistratura. Pubblicazione ne abbiamo parlato, va bene, abbiamo già Con prima. l'altro testimone volevo... Sì, però l'ha detto l'altro testimone, ce l'abbiamo letta, glielo posso dire. Quindi, l'abbiamo letta, va bene, quel parere che era stato dato nell'imminenza appunto di un... Lei ha notizia di uno Noto. scritto a firma del dottor Nello Rossi pubblicato Sì, da Questione tutti. Giustizia sulla vicenda? Tutti, l'abbiamo letto tutti, in magistratura. Avrebbe l'abbiamo più letto. senso la domanda se ne ho avuto notizia quando l'ha scritto, sì, l'ho letto quando l'ha scritto, Sì, perché sì. lo sappia oggi non ha molta rilevanza. Sì. All'epoca lo sapevo, l'avevo letto anche Non le ho all'epoca. chiesto se lo sa oggi. Sì, l'ho letto quando uscì, Bene. nell'estate del... Nell'imminenza della nomina, Sì. poco prima. Sì. Ha elementi per riferire che decadenza. quella presa di posizione o altre analoghe abbiano un qualche legame con i verbali di Amara alla Procura di No, Milano? però scusi, domanda non ammessa, perché quell'articolo è assolutamente tecnico. Va bene, è assolutamente tecnico, a meno che lei non sia a conoscenza di notizie riservate che abbiano Ma nella ispirato maniera più assurda, quell'articolo. no. Posso anche escludere la maniera più categorica, cioè, Nello Rossi non poteva sapere nulla di questi verbali, non vedo come potesse sapere. Il consigliere Ardita cosa votò in quell'occasione? Per la permanenza di Davigo in consiglio. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Non le faccio domande insidiose, va bene, questa me la risparmio. A lei altrettanto sintetici. sì, certo. Grazie. Avvocato Medici. Buonasera professore. 2 precisazioni. La prima. Il dottor Davigo, nel parlarle delle dichiarazioni rese a una procura del Nord, le manifestò sue perplessità sulla veridicità di quelle dichiarazioni? Però scusi, no, Presidente. gliel'ho appena fatta io però. No. Ho fatto una fatica. Quindi mi Ho fatto una permette di fare fatica. la domanda? Sì, la faccio, vediamo cos'è La il faccio. novum della sua domanda. Perché ho fatto fatica a No, lei ha fatto riassumerla, un'altra non vorrei domanda. disperdere Lei ha fatto un'altra tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare a una conclusione un no, po' Presidente, comprensibile. è bene. faticoso l'accertamento della Risponda. verità, ma merita Vediamo. di spenderla la fatica. Dal risultato giudicheremo la domanda. Va Dica. bene. Posso rispondere? Sì, Non abbiamo minimamente esaminato veridicità, attendibilità o meno. Ricordo semplicemente c'è un collaborante che sta rilasciando queste dichiarazioni. Non si è entrati minimamente nel merito della questione. Io non le ho fatto la domanda su quello che ha detto lei o le risposte che ha dato lei o le reazioni che ha avuto lei. Le ho chiesto se nel riferirle di queste dichiarazioni il dottor Davigo ho già risposto. le ha fatto una qualche precisazione su perplessità, dubbi che lui aveva su quelle dichiarazioni. Non ricordo che siano state fatte riflessioni a tal proposito. Bene. La seconda, e per me abbiamo concluso, quando le fa vedere quel documento nel quale le viene indicato il cognome Ardita, le viene fatto vedere il documento come il contenuto delle dichiarazioni rese dal propalante del quale aveva parlato il dottor Davigo? Io non ricordo che parole siano state usate, ricordo semplicemente che mi si era detto c'è un dichiarante, un collaboratore che sta collaborando con la Procura del Nord e ha indicato nel dottor Ardita un appartenente ad un'associazione che si avvale della segretezza. No, poi gli ha Punto. fatto Poi- un'altra domanda all'avvocato, ha detto lei ha visto dei fogli in cui c'era scritto il nome Ardita, l'ha letto su dei fogli, poi l'abbiamo fatto anche prima. Solo un Prima foglio, io c'erano- non ho prima c'erano avuto dei fogli a righe come quelli che avevamo a scuola, ha detto. all'esterno e poi dentro Poi c'erano dentro dei c'erano dei fogli. fogli dove c'era il nome di Ardita e lui gli ha puntato, dice il nome Ardita, gliel'ha Io fatto ricordo, leggere. sì, Questo questo. ha detto lui. Quindi non ho letto frasi, non ho letto altri nomi, no, ho letto semplicemente Ardita. Nella
percezione che ha avuto lei erano degli appunti personali del dottor Davigo o era in ipotesi un verbale di dichiarazioni? Erano fogli su cui era domanda scritto suggestiva. a stampa, ma non era grafia personale di alcuno, insomma non erano scritti in corsivo da parte di un essere umano, erano piuttosto fogli stampati. Nessun'altra domanda, Presidente. Bene, Avvocato Barasi vuole aggiungere qualcosa? Anche lei ha ripeto l'invito di prima, facciamo domande che presuppongano risposte brevi e chiare. Sì.